ora in onda Potere al Popolo. Ma te l'ho detto, è un venerdì veramente di passione, anche dal punto di vista delle notizie, signori. Buongiorno, sono Sammy Varin, questa è Radio Libertà, in diretta nazionale dai nostri studi di via Bellerio 41 a Milano, magari passate in zona, citofonate e vi offriamo un caffè padano. Il Corriere della Sera e tutti gli altri siti, mentre noi parlavamo, si sono aggiornati. C'è una novità. Gianmarco Mazzi è al Quirinale. È lui che è stato scelto come ministro del turismo. Prenderà il posto della Santanchè. A breve il giuramento, così scrive il sito elettronico del Corriere, mentre per Repubblica ha già giurato. Gianmarco Mazzi, nuovo ministro del turismo, ha giurato al Quirinale. Vabbè, avevamo qualche speranza per Zaia, ma a quanto pare viene tenuta questa carta per qualcosa di molto più eclatante. Intanto certamente tra pochissimo il Qui Parlamento, oggi è il venerdì santo, ma non è santo per la Chiara Soldani, che lo santificherà a suo modo con le sue notizie terribili di questa settimana. Poi avremo, oggi abbiamo un cantautore che è diventato anche autore, Luca Maris, un cantautore indipendente che è riuscito a uscire dall'Italia e a vendere, ragazzi, tanti ma tanti dischi. Ha pubblicato anche un libro di poesie d'autore, e oggi ne parliamo. Non può mancare il Segui la Lega, con gli appuntamenti da non scordare targati Lega sul territorio, anche se vi ricordo ce ne sono tanti altri, feste, sagre che non dovete perdere. Se magari volete fare una piccola gita fuori porta questo lunedì, vi invitiamo ad ascoltare Radio Libertà nel weekend, perché ci sarà una programmazione molto particolare che verterà anche su questi appuntamenti. Subito però, fermi tutti zitti, ci colleghiamo con il Parlamento. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Innanzitutto io vorrei mettere in evidenza il motivo per cui la maggioranza ha ritenuto opportuno presentare questa mozione e discutere in Parlamento di un tema, certo affrontato più volte, ma che ha avuto una svolta importante il 26 marzo nel Parlamento europeo, quando attraverso il voto democratico dei rappresentanti di tutti i cittadini europei è stato sancito un nuovo paradigma, un nuovo modello per affrontare il tema immigrazione. Si è passati da quella che era la linea ormai consolidata, la vostra, quella della redistribuzione, che sembrava l'unico modo per affrontare il tema dell'immigrazione clandestina, cioè la priorità per voi era stabilire quanti immigrati irregolari dovessero transitare da un paese all'altro dell'Europa, a un nuovo paradigma che è stato sancito con un voto, nel quale noi ci riconosciamo, che è quello dei rimpatri, di un nuovo modello per stabilire che la priorità non è la redistribuzione interna, ma che l'Europa deve affrontare in modo unitario e finalmente in modo serio il tema dei rimpatri. È un tema rilevante? Qualcuno ha detto non è la priorità. Perfetto, le priorità sono tante. Questo non vuol dire che non si debba affrontare anche questa, perché il tema legato ai rimpatri non è semplicemente un tema legato alla legalità o alla illegalità di alcune dinamiche migratorie, ma per noi, per la Lega in particolare, è un tema strettamente legato e correlato alla sicurezza dei cittadini. Ebbene sì, per noi la sicurezza dei cittadini è una vera e propria priorità che deve essere affrontata con il massimo impegno delle istituzioni. Per voi è un elemento, diciamo, collaterale al tema dell'immigrazione. Per certi versi un tema su cui si è creata anche da parte dei cittadini una distorta percezione della sicurezza. Per noi invece il problema esiste e lo strumento che noi andiamo a individuare dei CPR rappresenta una priorità per l'Italia, per l'Europa,
per fare in modo, in particolare, che gli immigrati irregolari che delinquano non vengano rimessi in libertà giorno dopo giorno perché le pene comminate non sono adeguate e sufficienti al trattenimento. Noi riteniamo che in particolare per quegli immigrati che continuano a reiterare delitti di ogni genere nei confronti della nostra comunità, delle nostre comunità, che mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini, debbano essere trattenuti. Non possono commettere continuamente, impunemente, ogni genere di reato, vanificare l'impegno delle nostre forze dell'ordine, ritrovarsi continuamente sui nostri territori, nelle nostre strade, nelle nostre piazze, irridendo le forze dell'ordine e continuare a circolare liberamente. Possibile, scusate, ma è quella dei CPR che vanno potenziati in paesi terzi, in Italia, superando ogni forma di timore, perché è meglio avere un immigrato clandestino che delinque nei CPR piuttosto che nelle nostre strade, nelle nostre piazze, e lo devono capire anche i nostri amministratori locali. E quindi ben venga questa mozione. Guardate, le priorità sono tante. Anche quella evidenziata naturalmente dalla vostra mozione è la priorità del momento. E la maggioranza ha presentato una mozione alternativa che abbiamo votato, agisce attraverso l'operato del governo e del Parlamento. Noi alla nostra mozione relativa alla sicurezza dei cittadini non abbiamo visto collegata, pur avendone voi la possibilità, una vostra mozione, una mozione del campo largo che individuava le risposte al tema sicurezza, al tema immigrazione. Non c'è nulla allegato alla nostra mozione. Allora delle due l'una, o per voi il tema sicurezza non è una priorità, non è un tema importante, o non siete in grado di formulare una posizione unitaria. Delle due l'una, ma in ogni caso voi che con le vostre dichiarazioni roboanti dopo la vittoria del no vi presentate agli occhi dei cittadini come i vincitori delle prossime elezioni, a voi ricordo, cari colleghi, che qui c'è un governo unito nelle politiche di ogni genere, dai temi economici, ai temi dell'immigrazione, ai temi del ruolo che l'Italia deve giocare in Europa e sul piano internazionale, ma di fronte a noi abbiamo delle minoranze nel Paese che votano ogni volta in modo diverso l'una dall'altra. Che offerta proponete al Paese credibile per essere alternativi più efficaci e migliori del governo attuale? Perché questa è la domanda a cui dovranno rispondere i cittadini tra un anno. Qui c'è una maggioranza coesa, lì c'è un insieme di minoranze divise che votano sempre in modo discorde su tutti i temi rilevanti per la vita del nostro Paese. Guardate, i CPR sono fondamentali, ne vale della sicurezza dei cittadini. Noi siamo convinti che siano uno strumento ormai ineludibile e necessario e siamo soddisfatti del fatto che finalmente l'Europa abbia aperto gli occhi e consideri non più la politica della ridistribuzione, la vostra politica, come una priorità, ma il tema della sicurezza e dell'espulsione, un tema necessario per garantire città vivibili, città in cui ogni cittadino possa tornare a sentirsi sicuro. Grazie Presidente. Qui Parlamento. Come vesti, a me non piace quel che sei, adoro quello che detesti e sputo su quello che hai, capelli lunghi, smalto sulle dita, non so come fai e passo il tempo a giudicare la tua vita e a farmi i cazzi tuoi, cerchi di farmi sentire fuori luogo, ma non sai che il mio posto non è qui con te. Troverò un posto, la foto di stereo dei colori, credimi se dirlo, c'è molto di più. Tu parli
Parli tanto ma non sai un cazzo, e mentre ridi mi dai del passo. Io che ti guardo dall'alto al basso, ma tanto già lo sai che non lo reggi il passo. Ti cammino sopra perché vi ho sepolti, giudichi il mio pezzo ma intanto lo ascolti. Seduto sul divano col tuo bel vestito, dai la tua opinione al mio terzo dito. Perché troverò un posto, la foto di distingue i colori, credimi se ti dico, c'è molto di più. Troverò un posto, la foto di distingue i colori, credimi se ti dico, c'è molto di più. Tranquility Base here. The Eagle has landed. 1, 2, 3, 4. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Prendi in mano la tua vita, puoi farne ciò che vuoi. Se la strada è in salita, ricordati di noi. Che non ci piace vivere per gli altri, noi vogliamo essere diversi. E anche quando siamo troppo stanchi, voliamo via prima che il mondo ci calpesti. Troverò un posto, la foto distingue i colori, credimi se ti dico, c'è molto di più. Esci dal mondo, lasciati alle spalle le ragioni, credimi se ti dico, c'è molto di più. Ve li abbiamo fatti scoprire settimana dopo settimana perché meritano, si chiamano Mazzi Opera, Mazzi con la Y, Manifesto, il pezzo di oggi in queste settimane. E sti 5 ragazzi bresciani di età compresa tra i 21 e i 25 anni, guidati dal batterista di Ligabue e dal chitarrista della Bertè, ci hanno presentato questo nuovo progetto, il progetto d'esordio, che esplora, sfida, sogna, ci sono dentro le incertezze tipiche dei 20 anni. Quante poi ne arrivano ulteriormente avanti. Sono le 11:18, non manca mai la musica indipendente nelle trasmissioni di Sammy Varin. Ogni mezz'ora c'è sempre un artista sconosciuto, così come è sconosciuta lei a molti social, perché quando parla la bloccano e io adesso ho paura perché il nostro regista, oggi abbiamo Francesco che lo ringraziamo per la presenza in versione venerdì di Pasqua, e Francesco gli ha detto: stai ferma lì che ti aggancio al mixer. Francesco, guarda che la Chiara Soldani non si fa agganciare assolutamente, anzi, se qualcuno cerca di agganciarla da qualche parte, sguiscia via di qua e di là e blocca tutto quanto. Per cui lo diciamo subito, chi ci segue dai social, se non sentite più niente, vuol dire che la Soldani ha detto qualcosa che per quel social non doveva essere detto. Buongiorno Chiara. Buongiorno carissimo Sammy, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Tra l'altro bellissimo ritrovare Francesco, insomma, col quale abbiamo condiviso dirette e trasmissioni belle toste, quindi proprio tutto in famiglia oggi. Insomma, chi va al mulino si infarina e d'altronde quando c'hai una spalla tosta la trasmissione non può che essere tale. Ma la Chiara Soldani l'aspettiamo sempre il venerdì perché ci riassume quelli che secondo lei sono i fatti che più l'hanno colpita e naturalmente la cronaca Maranza l'affascina perché mette il dito nella piaga di quello che è il vero problema. Ne abbiamo parlato oggi anche in rassegna stampa, l'invasione islamica che sta arrivando ufficialmente anche in Italia, pericolosamente in Italia. E allora ancora accoltellamenti a scuola, signori, perché quelli poi insegnano a noi come si vive e magari poi scopriamo che sono sempre loro a fare ste cose. L'anziano
massacrato e derubato. Certo, la Milano degradata dai Maranza, soprattutto nel municipio 9. E poi il pakistano che ha tentato di rapire il bimbo di 8 anni, se ne è parlato pochissimo. Che schifo. E molto altro, ma come di consueto diamo la parola a te. Vai Chiara. Ti ringrazio Sammy, tra l'altro in tutto questo scenario nazionale però chiaramente dobbiamo anche fare i conti un po' con tutta la questione internazionale di geopolitica, insomma lo sappiamo, noi parliamo sempre anche di tutto quello che sta accadendo all'estero, quindi non soltanto nel nostro paese, ed è notizia di pochi minuti fa dall'Australia arrivano le prime sperimentazioni di lockdown energetico, quindi diciamo che abbiamo abbandonato ampiamente e grazie a Dio soprattutto quelle insopportabili mascherine. Adesso dalle mascherine del famoso lockdown da Covid chissà a che cosa passeremo evidentemente alle biciclette, non lo so, ai monopattini elettrici o semplicemente alla mobilità umana, anche se si parla appunto anche di nuove modalità di smart working eccetera, insomma staremo a vedere. Diciamo che chiaramente il nostro occhio è sempre puntato sul nostro paese, sul nostro territorio, ma anche su quello che accade nel mondo, che poi potrebbe chiaramente anche ripercuotersi, come peraltro già stiamo vedendo anche nella nostra economia e nella nostra quotidianità. Andando in ordine, Sammy, come sempre hai fatto un ottimo riassunto di quella che sarà un po' la scaletta di oggi. Effettivamente tanta cronaca e anche tanti fili rossi che ritroviamo sempre in ogni venerdì purtroppo, perché non soltanto c'è la violenza e chiaramente insomma anche tutti i pericoli che ci arrivano dal nostro paese, dalle varie città, da quelle più grandi a quelle più piccole. Parleremo ovviamente di questa aggressione brutale all'anziano a Roma, a Tor Cervara, ma parliamo anche di questa emergenza non soltanto giovanile con ragazzi armati che entrano a scuola, accoltellano, feriscono e agiscono in questa modalità così cruenta come se fosse assolutamente normale. Parliamo anche di questo pericolo costante e di questa tendenza agghiacciante che riguarda proprio i tentativi di rapimenti ai danni di bambini anche molto molto piccoli. Partiamo con ordine, quindi ritorniamo alla notizia che è stata diffusa lunedì mattina: anziano massacrato e derubato da un 38enne del Mali. Stiamo parlando di un signore di 69 anni che stava semplicemente passeggiando nei pressi della sua abitazione, aggredito per essere derubato, è riuscito comunque a divincolarsi, ma chiaramente è stato preso di mira da questo energumeno, diciamo definiamolo così, che lo ha massacrato di botte, al punto tale da rendergli necessario l'accesso all'Umberto I. È stato poi addirittura operato, quindi un'operazione anche durata parecchio, 3 ore di intervento. L'uomo, la vittima in questione, è riuscito a mettersi in salvo contattando la figlia, che poi prontamente è intervenuta. Dicevo, Sammy, una violenza inaudita, violenza fisica da parte di questi personaggi che insomma vagano a piede libero in tutte le nostre città, da quelle più grandi come dicevo, ma anche a quelle più piccole, perché ormai anche l'Interland e la provincia non è più serena e tranquilla come un tempo. Fortunatamente ci sono state delle indagini lampo e l'arresto, nonostante il 38enne del Mali appunto avesse tentato di scappare. È stato poi portato a Regina Coeli, insomma diciamo che scampata tragedia, perché fortunatamente l'anziano è riuscito a salvarsi, l'intervento è andato bene, fuori pericolo, però davvero stiamo parlando di uno dei tantissimi episodi di violenza dei quali non mi pare si sia parlato a sufficienza. Cosa succede? In settimana c'è stato l'ennesimo accoltellamento ancora a scuola, cambiano i personaggi, cambiano i ragazzi, gli interpreti, anche i luoghi, ma non cambiano assolutamente le modalità di azione di questi giovanissimi ai danni di coetanei o anche ragazzini più piccoli. Ci troviamo a Scampia, già di per sé sappiamo benissimo, insomma, una zona particolarmente complicata, ma sono episodi che sono accaduti trasversalmente, veramente ovunque. Questo è un altro episodio sempre di lunedì, quindi ritorniamo al 30 marzo scorso, protagonisti ancora coltelli e minorenni. Un ragazzo è stato gravemente ferito alla gamba
nel bagno dell'istituto scolastico da lui frequentato. La vittima è un 14enne, l'accoltellatore, l'aggressore in questione è un 17enne che già aveva dato dei segnali di violenza precedentemente. Ci sono stati poi anche tutti i vari passaggi, quindi l'iter, perquisizione presso l'abitazione del giovane, sono state ritrovate altre armi pronte per essere utilizzate, mentre il coltello che è stato appunto utilizzato appunto nell'aggressione ai danni del 14enne è stato ritrovato ancora sporco di sangue in un canale di scolo. Poi sono intervenuti ovviamente gli agenti, fortunatamente anche la Procura per i minorenni di Napoli ha deciso, e ci mancherebbe altro, di intervenire senza se e senza ma, e c'è stata appunto questa denuncia per lesioni personali e anche per porto d'armi, per la detenzione di tutte le armi che sono state rinvenute nell'abitazione del ragazzo. Bisogna intervenire. A questo punto come si può prevenire tutto questo? Chiaramente lo sappiamo, la Lega ha sempre parlato di metal detector all'ingresso delle scuole. A questo punto credo che sia l'unica via percorribile controllare i ragazzi. È brutto perché chiaramente in questi frangenti vanno di mezzo anche ragazzi puliti che non hanno la benché minima colpa, però per la sicurezza di tutti bisogna fare in modo che questi coltelli nelle scuole non entrino e possibilmente anche in giro. Torniamo nella Milano sempre caratterizzata e segnata da queste piaghe di sicurezza che manca evidentemente pericoli e degrado, e ci troviamo in Municipio 9, dove sono stati anche girati diversi servizi Mediaset che hanno testimoniato appunto una situazione di assoluto degrado e soprattutto pericolo, perché Municipio 9 è sostanzialmente sotto scacco di ben 50 Maranza. Ci troviamo esattamente nel parco di via Guicciardi, e cosa succede? Succede che ogni giorno, a parte gli schiamazzi, succede praticamente di tutto, c'è violenza, c'è degrado, appiccano addirittura il fuoco e i residenti sono praticamente sotto scacco, nel senso che non possono fare nulla, non possono uscire di casa, fanno chiaramente anche fatica la notte a dormire, dato tutto il rumore che viene creato da questi giovani delinquenti. E c'è ovviamente la denuncia da parte di Francesco Rocca, esponente di Fratelli d'Italia, che rimarca quanto effettivamente il sindaco e Palazzo Marino facciano orecchie da mercante. Questo purtroppo è molto frequente, qualcosa che denunciamo sempre. Il sindaco parla solo di quello che a lui fa comodo, però l'emergenza sicurezza a Milano, lo sappiamo bene, Sammy, è un argomento purtroppo sempre presente nei nostri venerdì insieme. E come dicevi, altra notizia della quale sostanzialmente nessuno ha parlato: c'è stato questo gravissimo tentato rapimento di un bambino a Osio Sotto. Ci troviamo quindi nella Bergamasca. Un 30enne pakistano si finge il papà di questo bimbo di 8 anni e prova nel centro sportivo del paese a intrufolarsi, appunto si intrufola letteralmente nello spogliatoio, riuscendo poi a intercettare il bambino, sostenendo che fosse il padre. Ovviamente questo non era. Il bambino, nonostante la tenera età, è riuscito ad avere riflessi molto pronti, quindi ha messo in allarme ovviamente l'allenatore. Si sono anche sospettiti altri genitori di altri bambini. Fortunatamente sono intervenuti gli agenti e questo uomo è stato allontanato. In questo caso avremmo potuto parlare di un rapimento in perfetto stile. Parliamo ancora di un soggetto, se vogliamo definirlo alquanto strano. Io utilizzerei un gergo diverso, ma chiaramente Sammy, già la censura è dietro l'angolo, quindi cerchiamo di fare attenzione anche al linguaggio. Fortunatamente, ripeto, questo criminale, questo psicopatico a piede libero è stato fermato, è stato arrestato con l'accusa ovviamente di tentato sequestro di persona aggravato, dato la tenerissima età del bambino. Questo episodio chiaramente fa anche parlare molto, appunto, come ti dicevo prima, della sicurezza anche nei paesi più piccoli, una realtà dove non è mai successo nulla. Anche il parroco del paese ha detto veramente un episodio del genere ci lascia sbigottiti, quindi massima attenzione anche nei confronti dei bambini più piccoli, e non è normale effettivamente che questi fatti di cronaca si ripetano con assoluta frequenza. Stiamo vivendo un momento estremamente difficile a livello nazionale, internazionale e direi anche a livello sociale, perché purtroppo la nostra rassegna del venerdì ce lo ricorda sempre, Sammy.
Eh sì, non è normale che succedano queste cose e non è normale che non se le affronti e non si dica molto spesso neanche la notizia, sembra incredibile. Per fortuna c'è Chiara Soldani, che potete leggere anche sul sito leggifuoco.it, e sulla versione cartacea il periodico si chiama Fuoco. Chiara, cosa farai in questi giorni di Pasqua? Pasqua, pranzo in famiglia, perché è vero, Pasqua con chi vuoi, però è anche giusto, soprattutto per chi ha la fortuna di potersi godere i genitori, di viversi la famiglia, Sammy, però Pasquetta dai, la classica gita fuori porta e un po', speriamo, anche un po' di sole dopo queste giornate di vento estremo anche dalle nostre parti. Assolutamente sì, signori. Mago Varin prevede 26 gradi qui in Padania e speriamo anche nel resto d'Italia, perché c'è gente che sta spalando la neve. Grazie Chiara, buona Pasqua. Auguri di cuore a te, Sammy, alla tua famiglia e a tutti i nostri ascoltatori. Grazie mille. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso, se chiamate subito lo 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ciao Radio Libertà, sono Sasha P2007, ciao a tutti, a voi spettatori. Ho un nuovo brano che si chiamerà Farci male ed è un brano a cui tengo tanto perché racconta le relazioni complicate dove sai che ti stai facendo del male ma non riesci a fermarti. È anche la traccia che aprirà il mio nuovo album chiamato Ali Spezzate, un progetto molto personale in cui mi sono messo a nudo senza filtri. Spero che vi arrivi quello che ho provato scrivendolo, grazie per lo spazio e buon ascolto. Farci male, Sasha P. Ho visto un padre piangere, un mare di lacrime, rimboccarsi le maniche, perdere una madre che era per tutti una gran donna. Io non l'ho conosciuta, ho visto solo la sua tomba, variopinta di viola. Ho visto un uomo andarsene, dopo tanto è ritornato. Lo vedi dalle palpebre quanto è stato sfruttato da se stesso. Il suo lavoro e il patriarcato, il suo talento ha condannato una vita che non ha scelto, che ha scelto e non perdonato. Niente che lo tiri su, come ciò che manda giù. Storia che ritorna coi pensieri, basta una canzone, un déjà vu. Giurami che tutto ciò che dici poi mi salverà. Giuro che tutto ciò che mi dici a me basterà. Giurami che imparerò ad amare come hai fatto tu. Giuro che se faccio a te del male non lo farò più.
Ho visto una madre soffrire, sudare 1000 camicie, andarsene ed offrire l'amore di una fenice, mettere se stessa sempre sotto come non avesse un costo, tenersi tutto dentro come un pozzo senza fondo, con l'amore come sfondo. Tu sei il posto in cui mi fiondo, se io stessi per morire, sei il bordo del bicchiere che evita all'acqua di uscire, sei il motivo per cui oggi finalmente riesco a dire che giurami che tutto ciò che dici poi mi salverà. Giuro che tutto ciò che mi dici a me basterà. Giurami che imparerò ad amare come hai fatto tu. Giuro che se faccio a te del male non lo farò più. Oh, oh. Oh, 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 oh. Sono giovani, giovanissimi questi artisti ed è giusto dargli spazio su una radio nazionale. Si chiama Sasha P. 2007, potete capire quanti anni possa avere. Farci male, la sua ultima produzione. E attenti, non è la rapper nigeriana e neppure il regista premio David di Donatello, no, lui è un giovane artista che esplora i temi dell'attesa, della vulnerabilità, dell'amore attraverso un racconto intimo e diretto, riflesso di uno stile autentico e personale. Bravo Sasha P. 2007, che ci ha portato alle 11:36 minuti primi. Sammy Varin, Potere al Popolo, Radio Libertà, lo spazio per tanti artisti indipendenti, chi canta, chi scrive, chi fa entrambe le cose, signori. Fatemi salutare questo, che è indipendente, ma che in tanti anni ha fatto veramente strada, non soltanto in Italia. Abbiamo con noi Luca Maris, ciao! Ciao Sammy, buongiorno, un caro saluto a te e a tutti gli amici radioascoltatori di Radio Libertà. Grazie, quando mai, è importante, libertà, e tu veramente hai fatto una carriera da libero, da indipendente, girando per l'Italia e non soltanto, perché il tuo successo è internazionale. Ho letto oltre 1 milione di dischi venduti. Sì, non solo in Italia, ma anche in alcuni paesi nel mondo, sì. E cavolo, e cioè per un artista indipendente penso che sia una vittoria incredibile, e anche un esempio, sei anche un esempio per molti artisti. E prima hai sentito questo giovane alle primissime armi, com'è difficile farsi largo, soprattutto farsi ascoltare, perché le grosse grasse radio fanno sentire sempre quelli che pagano, e nel senso vero del termine. E qual è il tuo segreto, Luca Maris? Come hai fatto? Anche perché tu in questi anni di musica, e poi passeremo però al vero motivo dell'intervista, perché non hai fatto solo musica, hai avuto contatti con i grandi. Cioè, ne cito uno, Tony Esposito, e che cavolo ragazzi, ma ho letto anche addirittura il figlio di Fred Buscaglione, l'apertura di un concerto di Mario Merola, signori, che è sacro in certe zone d'Italia. Luca. Diciamo che non c'è un segreto, ho provato a fare il mio viaggio, il mio percorso, a proporre le mie cose. Certo non è stato sempre facile, però ho trovato comunque persone in questo lungo viaggio percorso che mi hanno ascoltato, e poi qualcuno mi ha dato qualche opportunità che poi ho cercato di sfruttarla al massimo, ecco. E dice niente, cavolo, sfruttata benissimo, e nel senso buono. Hai portato avanti anche dal punto di vista musicale dei buoni sentimenti. Andatevi a ascoltare ad esempio il pezzo Luna e Sole, che non è, se non erro, è quello dove c'è anche il tamborder di Tony Esposito. Sì, diciamo che Luna e Sole è diciamo che
parla della pace nel mondo, dell'unione tra i popoli, la lotta contro il razzismo, diciamo è un messaggio anche contro le guerre, promuovendo la fratellanza universale, e c'è il Tamborder di Kalimba di Luna, suonato da Tony Esposito. Cavolo. Ho fatto anche un video, un brano che siamo stati in classifica anche in Italia, siamo stati i primi in classifica di vendite di iTunes, anche all'estero ho avuto diverso successo in alcuni paesi, siamo in onda con il videoclip su NTV Africa anche. Diciamo che è un brano che è andato molto molto bene, sono molto felice per questo, soprattutto poi per il messaggio che dà, che è molto attuale, ecco. Certo, importantissimo. E adesso veniamo a un'altra cosa che tu hai fatto tra le tante, e hai scritto un libro di poesie. E qui naturalmente arriva il fuori posto, fuori moda, fuori tempo, scrivere un libro di poesie di questi tempi, e forse sai che forse è quello che ci vuole veramente. Allora, sono 33 poesie, di cui 5 in lingua napoletana. L'intero guadagno devoluto alla Onlus Un cuore per tutti, tutti per un cuore. E allora dimmi, che cos'è successo nella tua vita per cui, o forse le hai sempre scritte queste poesie, poi scrivendo la musica praticamente è una poesia messa in musica ogni pezzo. Cosa è scattato in te, Luca? Allora, diciamo che il passaggio è dettato dalla ricerca mia continua di libertà assoluta nella scrittura di testi, no? Diciamo che nella poesia non ci sono tempi da rispettare, ritornelli necessari o arrangiamenti che coprono il messaggio. Diciamo che è un dialogo più silenzioso e intimo, dove si possono esplorare angoli dell'interiorità che la musica a volte, purtroppo, troppo legata all'intrattenimento o alla performance, non si riesce a toccare, ecco. Questo era, diciamo, un po' il senso di scrivere delle poesie, ecco, per avere qualcosa di un po' più di intimo e profondo, ecco. Ci sta. E allora aspetta, vediamo questa. No, c'è qualche esempio anche. Ecco il senso della vita, da sentire in ogni istante, aspettando una terra unita. Siamo anime, spiriti inquieti in cerca di un cammino. Siamo vigne e grano da crescere anche in cielo, insieme alle stelle. Ma qualcuna di queste poesie poi sono diventate parte di una canzone o sono esclusivamente rimaste? Assolutamente. Luna e Sole, Dai. diciamo, raccoglie un po', diciamo, un po' questi messaggi, perché alla fine mi sono sempre occupato dei simboli della nostra esistenza, come il sole, la luna, le stelle. Poi vabbè, anche ho parlato del mare, la natura, sono argomenti che mi interessano molto, come anche il sociale, altre cose. Quindi, è il territorio, dobbiamo dirlo, visto che la nostra radio si ascolta in tutta Italia, è il territorio per te importantissimo, infatti ci sono parecchie poesie in lingua napoletana. Assolutamente, io nasco e cresco a Napoli, poi sono cresciuto in periferia da Fragola, che è un comune di oltre 61.000 abitanti, situato nella città metropolitana di Napoli in Campania, e da lì è partito tutto il viaggio, diciamo, no? Sì, da bambino, per questo grande sogno che avevo di fare arte, musica e scrittura, ecco. Ed è, ripeto, una bella vittoria per un artista indipendente diventato famoso in molte zone d'Europa e non solo, che è uscito finalmente anche con un libro di meditazioni che si chiama Poesie d'autore, edizioni Il Saggio, la sua prima raccolta poetica, che magari, perché no, in questi tempi così terribili che stiamo vivendo, ci può stare nei giorni di Pasqua qualche meditazione un po' più approfondita con un artista, ripeto, che si è fatto strada con l'indipendenza, senza chiedere nulla a nessuno, facendo amicizie e appunto
mettendo sul tavolo quelli che sono poi le argomentazioni più importanti, e quindi il territorio, l'amore verso il prossimo e anche un certo bellissimo romanticismo. Luca, cosa bolle in pentola nell'agenda di Luca Maris? Stai preparando qualcosa di nuovo, di solito? Quando c'è qualcosa di cui parliamo, l'artista ne sta già preparando un'altra, o no? Sì, assolutamente. Se posso dire, aggiungere qualche altra cosa su poesia, Sì. libro, diciamo che è un invito a vivere in modo solidale, riscoprendo il valore della comunità e la vera bellezza dell'esistenza, che per essere tale deve essere anche generosa verso gli altri, perché a volte magari dimentichiamo che siamo di passaggio sulla terra, quindi è importante, secondo me, nel mio modesto parere, di lasciare dei bei ricordi, soprattutto per ciò che si è fatto verso gli altri, ecco, che si è dato verso gli altri in modo così disinteressato. Questo è un po' il messaggio che vuole dare il libro anche. Bellissimo, cercatelo, se lo cercate su Amazon immagino che vi possa arrivare anche domani o dopo, quindi anche un bellissimo passatempo per questi giorni di Pasqua. Qualcosa in preparazione, Maris? Allora, diciamo che come sempre negli anni, grazie a Dio, non mi sono mai mancate le proposte, le varie cose, di fare un po' di collaborazioni. Diciamo che come mia idea non mi piace fare tanto e tutto, diciamo, sono uno che va sempre un po' così a vedere cosa fare o ciò che può aggiungere qualcosa al mio viaggio musicale, no? E quindi sì, ci sono delle cose, sto valutando, e poi vedremo. Comunque su tutti i miei social ci sono sempre aggiornamenti, dove anche lì non pubblico sempre tanto, pubblico solo alcune cose, però sempre inerenti alla mia attività. Comunque, e questo è bello. Sempre aggiornati i radioascoltatori sui miei social, anche perché ci sono già troppe notizie in giro, anche pubblicare anche sui miei social. Bravo, Giorni, bravo. Questa è una cosa bella, ripeto, utilizzare i social, ma per cose utili, intelligenti, non passi il tempo a farti fotografie mentre fai la colazione, mentre... Insomma. Assolutamente, se uno va a vedere i miei social, io ce l'ho da un po' di anni, sono prettamente per il viaggio musicale dell'arte, non c'entra la mia vita con la mia professione. Bravo, due cose, è giusto, lo faccio anche Sì. io, devo dire, si parla di radio, si parla di quello che si fa, di chi si incontra, di cose che vogliamo fare, di progetti, e questo deve essere il social. Luca Maris, cercatelo su Instagram, seguitelo, ma soprattutto fate un giro su YouTube, scrivete Luca Maris e scoprite che bei pezzoni che ha fatto con tanto di visualizzazioni. Luca, grazie. Tra l'altro, se potevo aggiungere un paio di cose veloci, Sì. però telegrafico, sono uno dei pochi artisti in Italia ad essere in onda con alcuni miei video musicali su alcuni NTV in giro per il mondo. Wow. Informazioni che si trovano anche sul mio canale di YouTube. Credo sono 12 paesi, se non ricordo male, 12 NTV o 11, non mi ricordo, dove la mia musica viene comunque passata. E poi niente, volevo ringraziare Radio Libertà e a te, Sammy, di questo spazio e di questa opportunità di dare voce al mio viaggio musicale e della poesia. Dovere veramente, quando ci sono dei piccoli tesori musicali e culturali, è giusto trasmetterli, ed è un peccato che rimangano chiusi in un cassetto o ascoltati solo da un certo tipo di pubblico. Cerchiamo di ampliare la cosa. Luca Maris, buona Santa Pasqua. Grazie anche a te, a tutto lo staff di Radio Libertà e a tutti gli amici radioascoltatori di Radio Libertà. Grazie mille. Un bacio a tutti da Luca Maris. Ciao, a presto. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
sì, il ministro Giorgetti annuncia taglio delle accise fino al 1° maggio, uscito ufficialmente questo lancio. La Lega al fianco di famiglie e imprese. Non faceva capolino più di tanto questa notizia, neanche quella che Matteo Salvini ha rotto le scatole sulle autostrade e anche lì 5 centesimi in meno alle pompe. Poca roba certamente, ma di questi tempi. Basta sostituzione, ora remigrazione. È un bel cartellone potente, quello di Silvia Sardone sui social. Scendi in piazza con noi, sabato 18 aprile ore 15, Piazza Duomo Milano. E questo è il weekend giusto per pensare di prenotarvi all'appuntamento di sabato 18 aprile qui a Milano, in Piazza Duomo. Ci ritroviamo noi della Lega, ma non soltanto, arriveranno da tutta Europa per imparare una parola importantissima: remigrazione. Dalla Sardone a il presidente di Regione Lombardia, Fontana, anche qui il cartello che dice fondi europei, più voce ai territori. In Europa vogliamo un cambio di rotta. Le regioni devono essere veri motori di sviluppo e protagoniste della gestione delle risorse europee. Scendi in piazza con noi, sabato 18 aprile ore 15, Piazza Duomo a Milano. Ma se seguite i social della Lega, proprio in questi giorni è un profluvio di inviti, e l'invito del Semivarine è quello di contattare la vostra sezione più vicina della Lega e dire: "Uè, ci sono anch'io, prenoto il pullman", da tutta Italia convergeranno su Milano. Ancora una volta per dire padroni a casa nostra, ma soprattutto per dire amiamo e difendiamo la nostra terra. Vecchio claim di Semivarine, quante volte l'abbiamo detto su queste frequenze. E per amare e difendere la nostra terra bisogna dare anche la precedenza ai prodotti del nostro territorio, comprando cose buone e naturali, ad esempio. Alberto Acerbis con noi, ciao! Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Insomma, hai detto tutto esattamente in 30 secondi, bravissimo. No, è proprio lì il segreto. Vedete, allora, bisogna cominciare a pensare, secondo me, e io sono anche un po' preoccupato perché dopo tanti anni, che dietro a un piatto di pasta, un buon bicchiere di vino, un pezzo di formaggio, qualunque cosa che voi mettete nel piatto, c'è il lavoro di un contadino. Quindi il consiglio è quello che ha detto Sammy: se volete qualcosa di straordinariamente buono, eccezionale, fantastico, prodotto italiano, perché noi abbiamo una fortuna che nessun altro popolo ha al mondo. Abbiamo veramente un sacco di quantità di prodotti diversi da uno dall'altro, anche nello stesso territorio, grazie al microclima che ci contraddistingue. Le olive che crescono sul lago di Garda non sono come quelle che crescono in Toscana o quelle al sud, sono olive straordinarie, ma dobbiamo avere un punto di riferimento 100% italiano. Dopodiché, se uno vuole fare il malandrino, Sammy, tu me lo insegni, e cosa vuoi fare? Quello lì rimane un malandrino. Vi do un consiglio: per chi è già nostro cliente e ci conosce da quasi 27 anni, dico, imbottigliamo l'olio in questa stagione, perché inizia il momento dove l'extravergine si usa veramente tanto. Non abbiamo aumentato di 1 centesimo, perché è stata una promessa fatta al momento della raccolta. La benzina è aumentata anche per noi, il vetro è aumentato anche per noi, è aumentato tutto anche per noi. Ma noi vi abbiamo detto all'inizio della raccolta: prenotate l'olio, quindi per tutto il mese di aprile e tutto il mese di maggio, poi lasciateci chiaramente ragionare, abbiamo bloccato i prezzi. 6 bottiglie da 1 litro a casa vostra, trasporto non lo pagate, consegna gratuita in tutta Italia, 6 bottiglie di un olio meraviglioso. Se qualcuno volesse le analisi chimico-fisiche dell'olio extravergine, perché deve fare una dieta, perché il medico gli ha chiesto di fargli vedere che tipo di condimento usa, ce le chiedete e ve le mandiamo. 84 euro, 6 bottiglie di un olio meraviglioso.
che tecnicamente vi accompagna fino a settembre, quindi voi guerra, crisi, quello che volete voi, avete l'olio in casa a quel prezzo. Prenotatelo o per aprile o per maggio la consegna, 84 euro. 6 bottiglie da 1 litro. A crudo l'olio Acerbis fa la differenza. Per prenotarlo 030 68 44 08. Se volete prenotarlo tramite il nostro sito olioacerbis.com. Vi do un consiglio, siccome io ho una faccia e una parola sola, se mi chiamate a giugno e dite per correttezza, ma sì, ho sentito che tu avevi detto che il prezzo era bloccato. Sì, avevo detto aprile, tutto il mese di maggio, approfittatene. Se avete 3 bottiglie ordinatene 6, mettetevi la vostra scorticina perché si raddoppia il consumo dell'olio in primavera e in estate, ma questo lo sapete anche voi. 030 68 44 08. Dite io ascolto Radio Libertà, così non pagate il trasporto e fidatevi. È tanta roba. Con questo un augurio di una buona Pasqua. Grazie. Che questo è un momento straordinario, ho finito Sammy, che è un momento importante per la nostra storia, per la nostra cultura, per il nostro futuro. Le nostre tradizioni passano anche dal nostro credere. Vi voglio bene, tanta felicità e tanta salute a chi ne ha bisogno. Alla prossima. Grazie, buona Pasqua a te e a famiglia. Alberto Acerbis, a presto. Ciao, alla prossima a voi. Grazie. Ciao. Deve essere certo una Pasqua da una parte triste, ma dall'altra serena, sulle nostre convinzioni. Amare e difendere la nostra terra significa cercare anche di acquistare il più possibile prodotti genuini per quello che riusciamo a fare, certamente, soprattutto dal punto di vista del portafoglio, ma quella volta che vogliamo fare un acquisto bello, importante, magari soprattutto quando c'è un regalo da fare, pensare al nostro territorio e fare un giro sul sito di Alberto Acerbis, sicuramente di idee ve ne dà parecchie. Grazie ai tanti amici che ci hanno scritto al 340 6709 659 per farci gli auguri, per meditare sugli argomenti più vari e disparati. Chiaramente, signori, c'è stato Borghi in diretta, ve lo siete perso? Se lo siete perso, andate sul podcast, troverete tutto quanto e abbiamo aizzato gli ascoltatori. Marco e Marinella da Monza Brianza si uniscono a tutti voi, a tutti noi per farvi migliori auguri di una buona Santa Pasqua e anche da parte mia cerchiamo di rimanere sereni e cerchiamo sempre di sorridere al futuro che poi dai, ormai abbiamo una buona scorza, non è così nero. Buona Santa Pasqua da Sammy Varin, ci risentiamo prossimamente su queste frequenze.